Amici bellini, clamorosamente, pur essendo martedì, insomma il weekend, ci sono delle notizie che dobbiamo sottolineare. Ovviamente dovevo completare, per completezza mia di archivio, la seconda parte del mio intervento a Canale 8 con Silver, e vi consiglio di non perdervelo perché ci sono interventi telefonici bellissimi, ci sono anche i rumori, e quindi facciamo capire anche a Silver cosa significa i rumori a New York. E poi dobbiamo parlare, dopo prendo la parola, e dobbiamo parlare di questa situazione di Mario Rui, perché l'offerta del Galatasaray pare che non convinca, e allora, insieme al fatto che Ghoulam probabilmente parteciperà al ritiro, qua si sta profilando una situazione conservativa. Insomma, resta Mario Rui, resta Ghoulam, e quindi satevo pure, probabilmente la mia idea di Anthony Robinson non si confermerà. Ne parlo anche con Silver Mele. Benvenuto Pep Di Palma, iscrivetevi al canale, lasciate un like, e a fine video riprendo la parola perché vi devo parlare del tatuaggio di Insigne, di questo hashtag che è diventato virale. Domani c'è la partitissima e quindi ne parliamo alla fine del video. Non vi perdete niente perché è gratis, maledizione, non vi chiedo niente. Fluido.net, le magliette mie personali, vai. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, Taisia chiede: Spalletti dice mi deformo in base a chi incontro. Secondo voi cosa intendeva dire? Sì, c'è stato il passaggio in cui lui ha detto: io mi sveglio sempre bene, sempre in grande forma, sempre bello e tosto. Ce n'è stato anche un altro molto bello, mangio una bistecca al giorno e non mi serve il bue. I toscani comunque sono sempre un po' particolari. Poi però mi deformo in base alle persone che incontro. Taisia, perché noi cosa facciamo? Noi tutti dobbiamo, chi più chi meno, e ti parla uno che ha fatto solo danni nella sua vita proprio per l'incapacità di diventare malleabile, poi però ha dovuto imparare a smussare i propri lati in eccesso per andare a conciliare con il mondo, o no? Farà così anche Spalletti. Ho dato una doppia interpretazione possibile, ho lasciato alla community un commento finale. Deformo può significare questo, insomma, che tu ti adatti, no? A quelli che sono gli stimoli esterni, e quindi prendi la forma che devi prendere. Oppure deformo nel senso mi intristisco, mi rabbruttisco se poi mi dicono delle cose che non mi piacciono. Io parto bene con la mia giornata, poi mi deformo nel senso mi rabbruttisco, ecco. Però è doppia l'interpretazione. Noi dovremo imparare a conoscerlo il linguaggio di Spalletti, perché secondo me non è banale, secondo me non è per tutti, però se tu stai attento, se tu lo ascolti bene tra le righe, ti dice anche più di quello che potrebbe, secondo me. Quindi non bolliamolo come lento, perché ho letto nelle chat, ho letto che è moscio, che è lento, che pensa troppo prima di rispondere. Signori, pensare prima di rispondere non è male, non è male, perché alle volte tu dici una cosa in più, la dici male e ti dicono che non sei bravo nella comunicazione. L'abbiamo sentito quest'anno. Una cosa non potremmo dirgli, e non possiamo dirgli che non ha esperienza. Quindi sotto questo punto di vista almeno gli diranno vabbè, è bollito. Sì. Eccole qui le immagini, il nostro Lionheart dalla regia ce le propone. Facciamole scorrere. Eccole qui. Allora, Spalletti con Cristiano Giuntoli ritrovato, almeno in presenza, Nicola Lombardo, il presidente De Laurentiis, Edo De Laurentiis e Andrea Chiavelli. E comincia questa passeggiata. Il presidente richiama... qua è bellissimo però. Sì, perché il presidente li ha richiamati, erano partiti senza di lui. Il controllo della stabilità delle panchine da parte del direttore sportivo e di Edo, e poi il ritorno. Ti ricordi questo campo quando... Questo è il campo delle spettacolarizzazioni. L'arrivo in elicottero con Benitez. Eravamo una marea su quel campo, c'erano anche le scuole calcio, i ragazzini, c'era un'attesa favolosa, bisognava anche offrire il colpo d'occhio giusto
ad un grande come Rafa, no? Che poi aveva delle aspettative di continuare probabilmente sotto quel punto di vista e di migliorare proprio lì. Poi sono rimasti in buoni rapporti, no? De Laurentiis lo dice, che si sentono continuamente, perché al di là del rapporto professionale che si è interrotto, ci sono dei consigli. Ecco, secondo me se De Laurentiis si circonda di questi personaggi di calcio e ascolta i loro consigli, non può far altro che far bene, perché è gente che è stata sulle panchine più importanti del mondo, che ha girato il mondo e sa come fare una cosa in più e meglio rispetto a una cosa in meno e peggio. È vero. Al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera, sono Luigi. Ciao Luigi. Senta, Luigi da Tripalda. Grande Luigi. Senta, ma allora io ho visto la conferenza stampa del tecnico nuovo, no? E l'hai vista qua? L'hai vista No, ieri l'ho visto. Su canale 8. L'ho visto, no, 21, al canale 21. Allora io Ma dico che una ha? cosa. Che ha? Se il signorino, il nuovo che è arrivato, no, Spalletti, Sì. si crede di fare una squadra come la vuole fare il presidente, a modo suo, perché il nostro capitano, se domenica segnerà ancora, come la mettiamo a situazione? Se lui vuole stringere, a stringere non ottiene niente, perché il nostro capitano le alternative ce l'ha, non è che ne fa nessun problema, se ne va da Napoli. Allora è lui che Spalletti dice io l'ho chiamato, non l'ho chiamato. La faccenda è tra Insigne e il presidente, perché il presidente, se vuole tirare sempre, la squadra non vincerà mai niente. Poi io parlo della faccenda del campionato dell'anno scorso, a noi mancano i 2 punti con Cagliari, perché il Cagliari si doveva salvare, perché sempre la faccenda della partita con San Marino a Cagliari, amichevole, ha capito? Sì. Noi napoletani non siamo festi, le cose le sappiamo. Luigi, bene? aspetta, non andare via. Ste cose le hai dette anche ai colleghi di Canale 21? No, non l'ho detto a Canale 21. No, io le cose, ma io, guarda, noi tifosi abbiamo tutti il diritto di dire le cose come le pensiamo. Ah, certo. Non siamo come voi giornalisti, perché ci sono a Napoli, ci sono dei giornalisti che si nascondono. Pure. Va bene? Sei Non stato parlo di te, gentilissimo. caro Silvermele, perché tu sei l'unico, sei onesto e parli come devi parlare. Luigi. Perché l'altra sera ho sentito anche il Bufalone, quello di Salerno. Stop, Luigi. Devo dire che hai fatto uno slalom, sembravi tomba. Però eri quasi arrivato. Diciamo che l'ultima bandierina ti è stata fatale. Sai che Napoli-Verona, sì, è arrivato all'ultimo. Luigi, sei arrivato come Napoli-Verona. Veramente lì. Che è successo? Perché non sei riuscito a fare quell'ultimo punto? Che non sei riuscito ad arrivare. Luigi. Che spettacolo. Però c'è da dire una cosa, che la cosa bella proprio di questa emittente è che alla fine io non ho mai sentito interventi telefonici così lunghi, poi si devono fermare solo quando si arriva proprio all'estremo o vai a sbattere. Esatto, perché è andato a sbattere lui all'ultima curva, ma voi veramente avete sempre dato tutto il tempo e lo spazio ai tifosi di esprimere la loro opinione, e non succede dappertutto, quindi veramente questo è proprio un esempio. Voi giornalisti non siete buoni, e però ho la possibilità di dirlo, quindi me lo dici anche, hai capito? Tranquillamente. Luigi comunque è un simpaticone. Giuseppe Meo ti chiede cosa ne pensate di Tomiyasu, giovane con tante presenze in A. Il suo acquisto farebbe incrementare anche l'acquisto della maglia azzurra nella terra del Sol Levante. Questo è giusto, eh? Bravissimo, io ci tengo moltissimo a questi discorsi, perché ti fanno crescere anche come marketing, come appeal internazionale. Io per esempio, se non è Tomiyasu, io avevo individuato questo terzino del Fulham che è retrocesso, che è cresciuto in Inghilterra ma che ha la nazionalità americana e gioca per la nazionale americana, che è Anthony Robinson. È un terzino sinistro ben strutturato fisicamente, con un buon piede, e insomma è in retrocesso, quindi non sarà probabilmente, per me sarebbe
sarebbe per esempio l'ideale riserva a fianco ad un grandissimo terzino sinistro che magari Spalletti avrà anche sentito al telefono, Bravo. non lo sappiamo. Può darsi, Emerson Palmieri. Sai che Emerson Palmieri mi è piaciuto molto con la Spagna. Partita per niente facile, i suoi minuti sono stati importanti. Saluto Gigi Pariota, grande Gigi, scrive: spero in una buona volontà delle parti per far restare Lorenzo a Napoli a vita. Che ne pensi? Penso che se è vero che adesso ovviamente girano anche le cifre, no? Lorenzo che avrebbe chiesto 2 milioni in più rispetto all'offerta del Napoli, anche se poi sappiamo anche che non si sono parlati ancora, quindi queste cifre sono ipotetiche, però mi sembra che così, se la devo analizzare al volo, 2 in più rispetto a 1 in meno che viene offerto, ci si potrebbe incontrare a metà e confermare le cifre attuali. Potrebbe essere un compromesso giusto per entrambi, perché poi chiedere al capitano l'unico sacrificio rispetto a tutta la rosa che comunque prende certi soldi è anche difficile. Ovviamente chiedere anche l'aumento da parte del capitano non è una posizione facile da accettare per la società, quindi nel mezzo almeno si potrebbe confermare quello che è lo stipendio attuale, che comunque è uno stipendio di tutto rispetto per il campionato italiano. Certo. Andiamo al telefono, pronto? No, ma Giancarlo Senti? è in moto, ma è da te? No, è da me. È da te? I rumori. Ma andava forte, Mamma mia, è una roba insostenibile. Scusa, ma era un aereo o una moto? Io veramente non so più, è diventata una macchietta anche sul mio canale, perché mentre cerco di fare dei discorsi, cerco di raccogliere le idee, passano pullman, cose, i miei infissi non bloccano niente, quindi... Beh, ci sta, ci pensano le maglie che hai alle spalle. Sono Salvatore dalla Francia, a Chamonix. Incontro internazionale con Valerio. Ciao Valerio. Ciao Salvatore. Senti, ma volevo dire una cosa, siccome io sono un anti-juventino, commentano il rigore dell'Inghilterra contro la Danimarca e dicono, qualcuno ha detto furto con scasso. Ma essere commentato un rigore da noi juventini che dice furto con scasso, dopo quello che è successo nell'ultimo secolo, proprio da loro mi sembra veramente un'imbecillità, onestamente. E poi stanno accusando anche il Parigi che sta comprando tutti questi giocatori. Per quanto riguarda il discorso che fa iniziale, mi facevi ricordare De Crescenzo quando dice si è sempre meridionali di qualcuno. È pure un paragone secondo me interessante, quando ricordi, no, la famosa partita contro il Real Madrid dove loro si sono scagliati contro l'arbitro per un rigore che poi c'era, quindi a suono di YouPay. Detto anche male, perché io seguo tutto. Esatto, e quindi lì loro si sono sentiti defraudati e hanno assaggiato un pochino. Addirittura ti faccio questa cosa: c'è stato uno dei miei seguaci che ha detto prendetela con le pinze, ma mi farebbe anche piacere vedere l'Italia perdere con uno scandalo arbitrale, e così per far sentire il sapore a qualcuno di che sta tifando per l'Italia e rendersi conto cosa significa perdere così. Comunque sono estremizzazioni di un discorso che è chiaro a tutti, che Salvatore dice bene alla fine. Basta decidere chi è più potente, no? Esatto. In Europa magari c'è il Real, c'è il Paris Saint-Germain, in Italia c'è la Juventus. È così. Alla fine. Bravo. Comunque ragazzi, io vi saluto. Ciao Salvatore. Valerio, ne approfitto per salutare anche te e per ringraziarti per la disponibilità. Grazie sempre a te per l'invito, Silver, e ci vediamo su questi schermi o su altri. Io penso che tra un po', questa la dico per mamma, penso che tra un poco mi organizzo e mi vengo a fare un giretto a Napoli appena mi danno l'ok con il lavoro. Spettacolo, così una suonatina insieme. Sì, e ci vediamo, ci facciamo anche una jam. Grande. Ciao Valerio, un abbraccio forte. Ciao. Grazie. Caffè Napoli 1926 da New York con Valerio Fluido Celentano. Allora, riprendendo il discorso mercato, qua pare che insomma il prestito con diritto di riscatto il Galatasaray chiede per Mario Rui, ma Mario Rui insomma, a parte che ha rinnovato da poco e quindi lo stipendio quello è. Si parla addirittura del ritorno di Maksimovic che vuole
vuole convincere il Napoli a farsi fare un nuovo contratto. In uscita si parla di Koulibaly e Zielinski verso la Premier League. Tutto dipenderà, i movimenti del Napoli dipenderanno dalle offerte che arriveranno, signori, l'abbiamo capito, ci dobbiamo mettere l'anima in pace. Ma se è vero come è vero che Thuram a quanto pare stia recuperando piano piano, ci prenderemo sicuramente un rischio, magari di non prenderne due di terzini sinistri, magari di prenderne uno solo, ma dipenderà dall'offerta del Galatasaray. Se convincerà il prestito con diritto di riscatto, credo che il Napoli non lo accetti, perché servono soldi adesso, non l'anno prossimo, non nel prossimo bilancio. Fallo per Diego, chiedono i tifosi ad Insigne. Perché? Perché la rivalità tra Italia e Inghilterra è quella che è, e va bene. Noi, secondo me, siamo giustamente anche col dente avvelenato, perché quel rigore, io non ho avuto modo di parlarne, ma insomma ragazzi, 2 palloni in campo, rigore inventato, con tuffo carpiato, sinceramente quella partita grida, cioè c'è un mezzo scandalo, Poi ovviamente loro anche avvantaggiati dal fatto di giocarsela in casa con più tifosi loro, non è una situazione ideale per l'Italia, però in queste situazioni dove l'italiano deve cacciare i peconi, i famosi peconi, andare oltre l'ostacolo, lanciare il cuore oltre l'ostacolo e fare un mezzo miracolo. L'Inghilterra è forte, però perché fallo per Diego? Perché il tatuaggio che Insigne ha di Maradona rappresenta anche politicamente all'epoca contro l'Inghilterra, loro continuano ad odiarlo. Italiani dovete essere con Maradona e con Insigne, è una cosa che dovete capirlo. In questo momento dovete essere tutti uomini del Sud e sperare che Insigne faccia e sia decisivo questa volta. Sarebbe una storia fantastica e sarebbe una storia che poi mette in difficoltà il Napoli, perché a quel punto diventa veramente un calciatore importante che può, a quel punto, se risulta decisivo in una finale di un europeo, può chiedere quello che vuole, e probabilmente lì si vedrebbero veramente le offerte da parte di Insigne, perché finora, bisogna essere onesti, anche quando aveva Raiola, offerte per Insigne serie non ce ne sono state, quindi Insigne ha fatto bene a rimanere, noi ce ne siamo giovati, però offerte vere per Insigne non ce ne sono state. Deve essere onesto lui a capirlo. Bene che abbia rinunciato poi a Raiola, perché continuare con Raiola significa che tu poi veramente te ne vuoi andare. Stavi bene a Napoli e stai bene a Napoli, vuoi l'aumento, non ti arriverà, ti dicono di abbassartelo, secondo me neanche sarebbe giusto. L'ideale sarebbe trovarsi in mezzo, confermare l'attuale ingaggio, però se sei decisivo domani, a quel punto la palla passa alla società, perché lì diventerà complicato e secondo me gli occhi di qualcuno si accenderanno sul nostro capitano. Signori, vediamo cosa succede domani, ci sarà approfondimento tattico, io me la guarderò per bene, con attenzione, e voglio che voi siate tutti uniti per questa squadra. Borboni, i Savoia, tutto quello che volete voi, ma c'è un campo, un uomo della nostra terra che potrebbe risultare decisivo. Io me lo auguro per lui, me lo auguro anche per noi, perché a quel punto, se viene un'offerta importante, uno può anche rimpinguare le casse e sostituirlo. Noi non dobbiamo nemmeno pensare che per forza a vita, non è detto, ma se lo fa potrebbe diventare il nuovo Totti, e se non lo fa non fa niente. Ci dobbiamo adattare, dobbiamo essere fluidi e deformarci a seconda delle situazioni. Appena uno si sveglia la bistecca il giorno prima, poi ti deformi e ti adatti alle situazioni. Vedete come tutto il discorso viene sempre, è importante queste cose qua, perché non è che uno deve fare i video tanto per farli così, no, si contestualizza sempre tutto. Questo è l'obiettivo mio finale. Ciao. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io non mi ricordo come mi chiamo.